Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola Niente acqua, niente luna. Quando la monaca Chiyono studiava lo Zen Konbuko di Engaku, per molto tempo non riuscì a raggiungere i frutti della meditazione. Finalmente, in una notte di luna, stava portando dell'acqua in un vecchio secchio, tenuto insieme solo da una cordicella di bambù. Il bambù si ruppe e il fondo del secchio cadde, e in quel momento Chiyono fu liberata. Per commemorare l'evento scrisse una poesia. In questo modo e in quello cercai di salvare il vecchio secchio, poiché la corda di bambù era logora e stava per rompersi. E poi, tutt'a un tratto, il fondo si staccò e cadde. Niente più acqua nel secchio, niente più luna nell'acqua. Ecco, questa storia è veramente interessante, nel senso che ci insegna a non vivere di quelle che sono le realtà di riflesso, l'apparenza. La monaca guardava il secchio per riuscire a vedere la luna tramite il riflesso dell'acqua. Ecco, non è questa la vera illuminazione che ha lei. L'illuminazione è che non è che se qualcosa è di riflesso, allora è più vera o esiste. La verità è che la luna era sempre lì, bellissima e ferma ad aspettare la sua attenzione. Attenzione che invece lei rivolgeva al suo riflesso. Ecco, ci insegna a guardare una cornice più grande, ci insegna a non giudicare le persone dall'apparenza o dalla prima cosa che dicono. Prendetevi del tempo, sospendete sempre il giudizio, anzi cercate di il giudizio, se possibile, esprimerlo mai, proprio se non vi viene chiesto. Tenetelo sempre per voi, con voi, perché deve essere qualcosa non di rigido e fisso, deve essere qualcosa di modificabile il giudizio nel tempo. Mai mettere una X su una persona, mai mandare via o annullare o cancellare un rapporto, una relazione con qualcuno, un amico, un amore o una persona magari troppo che vi è stata antipatica per un certo momento. Non assolutamente chiudete i rapporti, tenete sempre la porta socchiusa. Perché? Perché il vostro giudizio nel tempo potrebbe cambiare, come anche potrebbe cambiare la persona dall'altra parte, come anche potreste crescere voi, essere voi più esperti di voi stessi e quindi essere adatti al cambiamento, capire di più le logiche che muovevano qualcun altro. La storia comunque principalmente si riferisce alla conoscenza più che altro della realtà che ci circonda, quindi la conoscenza. E quindi vi dice non soffermarti mai a una conoscenza grezza e superficiale, vai all'essenza, vai al succo delle cose, chiediti come mai c'è questa cosa e come funziona, chiediti il perché delle situazioni. Un altro dettaglio bello di questa storia è che il secchio si è dovuto rompere, distruggere. Se non si fosse rotto il secchio, non si sarebbe arrivati a un pensiero così illuminato. Ecco, tante volte si devono rompere degli equilibri per avere dei nuovi equilibri, o meglio, per avere dei nuovi punti di vista su quella che era la nostra attenzione o il nostro oggetto di attenzione. Quello che fa la nostra monaca appunto è accorgersi che non è che se non c'è l'acqua non c'è la luna ci sarà sempre in cielo, però attenzione, ripeto, a queste verità di riflesso che ci circondano tutto il giorno, a partire, ripeto, dai rapporti con le persone a quello che può essere la televisione, che ci dà una parte di verità e di fatti, come anche i giornali. Ecco, sappiate sempre prendere quella che è la notizia da quello che ne è il contenuto. Tante volte non è detto che appunto l'esposizione dei fatti sia totalmente attendibile o che la storia sia scritta esattamente come si è svolta. La storia è sempre un'interpretazione. La storia unica e vera è lasciata agli occhi dell'universo. Non mi ricordo di chi è questa, ma è molto bella come frase. La storia è lasciata agli occhi dell'universo, è molto molto forte. Quindi sospendete il giudizio e cercate sempre di imparare le cose a partire da voi, ma con una cornice grande, con una conoscenza aperta. Questa apertura mentale, soprattutto nelle arti marziali, vi potrà aiutare
tanto e non si tratta di mettere in dubbio i vostri insegnanti o in dubbio i vostri compagni di pratica o in dubbio un maestro che non conoscete, anzi si tratta proprio di imparare da più persone possibili per poi, ripeto, cucirvi addosso quella che è la vostra disciplina. Detto questo, io ho terminato anche per stasera e spero di vedervi presto. Ci vediamo. Ciao!